manifestazione pacifica che abbiamo messo in atto venerdì scorso qui al CIPE non soltanto è profondamente giusta, basti pensare, come dire, al fatto che viene portata avanti, nonostante ci sia un'opposizione fortissima in Val di Susa e in tutto il paese, un'opera che nessuno vuole, e nel frattempo ciò che, solo per parlare di Roma, questa città aspetta da una vita, le case popolari, gli asili nido, gli ospedali che chiudono, sono veramente ignorati da questo governo e anche dalle amministrazioni locali. Questa manifestazione però è venuta fuori anche perché è diventato sempre più difficile aprire, come dire, degli spazi che portano alla soluzione dei problemi sociali. La questione della casa è stata agitata ed è stata oggetto di incontri, di tavoli innumerevoli nei confronti del Comune di Roma, della Regione Lazio. Abbiamo aperto anche dei tavoli col governo, ma nessuno si degna mai di fare nulla, di fare una casa popolare. Oggi c'è un tentativo evidente di impedire lo sviluppo delle lotte sociali. C'è un tentativo evidente di impedire che si esprime e si saldino espressioni di movimento che stanno su piani diversi, che sembrano stare su piani diversi, ma che hanno un unico obiettivo, quello di costruire le condizioni per vivere nel nostro Paese, in questa metropoli, nell'Europa che ci sta massacrando con la storia del debito sovrano, una capacità di resistenza e di affermare modelli di sviluppo, modelli diversi. Solidarietà anche a Paolo Di Vetta, perché quello che è accaduto, che è molto simile a come questo governo, il governo nazionale, sta affrontando la vicenda della TAV, desta molta preoccupazione. Cioè, quello che è accaduto è che per una lotta sociale si va in galera, per le lotte sociali si va in galera, e questo significa che non è un paese democratico l'Italia. Aver segnalato, io capisco che per il governo Monti è pesante dover accettare un'iniziativa che evidenzia in modo così classico, palese, che in realtà si stanno spendendo miliardi per un'opera molto discutibile e non si trovano i soldi per fare le case. Per questo Paolo Di Vetta va liberato subito, per questo processo che si è già cominciato in una maniera che non osiamo dire nulla, perché di fronte alla sentenza su Dell'Utri non c'è più niente da dire, da una parte Dell'Utri, dall'altra Paolo Di Vetta, mentre la mafia e la camorra mettono le mani sul territorio italiano, mentre la mafia e la camorra sono interessati all'Expo 2015, sono interessati al progetto della TAV, si arrestano i militanti che provano a dire che c'è un altro modo di spendere i soldi, c'è un'altra società a cui dare risposte. Per questo saremo a fianco di Paolo, del Movimento di Lotta per la Casa, di tutti i movimenti che si battono per il diritto al reddito e per il diritto al salario fino in fondo. Sono morte, noi vogliamo la pace, vogliamo le case, vogliamo il lavoro. Sono situazioni che questo governo, noi credevamo precedente, ma questo è peggio dell'altro. Pensa solo alle banche, pensa solo agli interessi personali, pensa ai poteri forti. Ecco, su queste parole noi non ci stiamo, siamo vicini alla gente, siamo vicini ai comitati, siamo vicini a Paolo. Tutte le forze politiche, tutte le forze democratiche devono far sentire chi lotta, chi resiste nel proprio posto di lavoro, nei movimenti, nel sindacato, che non è solo, e dobbiamo farlo con coraggio, mettendoci la faccia quando è necessario, perché credo che quello che sta accadendo e che accadrà nei prossimi giorni, si parlava del confronto sul mercato del lavoro, è una questione importante, una questione che potrà, come dire, sulla quale bisogna dire qualcosa, sulla quale bisogna accendere una mobilitazione, perché oggi ci hanno detto sui giornali che i 2 miliardi di euro per i soldi per i licenziati da dove li ricavano? Li ricavano dalla riforma delle pensioni, cioè chi non avrà pensione paga appunto il reddito per chi viene licenziato. Ecco, in questa città sta succedendo qualcosa, in questa città forse è già successo qualcosa, perché la politica non media più da tanto tempo,
perché la giunta è una giunta che sotto sotto sollecita gli istinti più bestiali, perché le forze di polizia sembrano aver abdicato a quel ruolo di mediazione che anche se impropriamente svolgevano fino a un po' di tempo fa, e perché i problemi sociali esplodono sempre di più, perché il problema della casa è sempre più forte, il problema del reddito è sempre più forte, il problema del lavoro è sempre più forte e i soldi istituzionali per dargli una minima risposta o anche un sostegno sono sempre di meno. Allora tutto questo non può essere addebitato ai singoli. Paolo Di Letta deve subito essere rilasciato, perché Paolo Di Letta in questa città, come tanti altri che stanno qua, potrebbe fare l'assessore alla casa, potrebbe spiegare a chi sta oggi in Campidoglio come è la situazione dell'emergenza abitativa cittadina. Questo noi invitiamo tutte e tutti al 31 di marzo a Milano alla manifestazione Occupiamo Piazza Affari, una manifestazione nazionale promossa dal Comitato No Debito, a cui stanno aderendo tantissime forze sociali e politiche, che partirà dall'Università Bocconi, cioè da quel think tank dove si esercitano quelli che poi diventano i tecnici al governo del Paese, fino a Piazza Affari. L'abbiamo già occupata, l'abbiamo già sanzionata nei mesi passati, oggi torniamo su quell'obiettivo, con l'obiettivo di dire che le lotte non si fermano, che il debito non lo paghiamo noi, che abbiamo diritto alla casa, che abbiamo diritto al reddito, che abbiamo diritto a un lavoro, che non possiamo accettare che vengano stanziati milioni e milioni di euro per dare qualche sovvenzione a quei sindaci che accettano di farsi devastare il territorio in Piemonte, nella Val Susa, mentre non c'è una lira per costruire le case, mentre non si mette in campo il diritto al reddito, mentre non si mette in campo il diritto al lavoro.